Siamo molto preoccupati per l'escalation militare da parte degli Stati Uniti e di Israele nei confronti dell'Iran. Alta tensione in Medio Oriente. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, è molto preoccupato e lancia un appello. Da una città come Vicenza, che da decenni ospita due basi militari e che ha una storia di impegno per la pace e per la non violenza, arriva l'appello fortissimo a lavorare per la pace, a lavorare perché tacciano le armi. E proprio a Vicenza è allerta massima per le basi statunitensi della città. In queste ore il comandante della guarnigione Garrison dell'esercito americano ha fatto una sorta di decalogo della sicurezza per i militari statunitensi. In un intervento sui social raccomanda a tutti di restare vigili e, se qualcuno vedesse qualcosa, di avvisare la polizia militare o le autorità locali. La comunità, dice, ha la responsabilità di non condividere informazioni militari perché questo potrebbe mettere in pericolo i membri delle forze armate e le loro famiglie. Quindi, conclude, rimanete vigili e affidatevi alle informazioni ufficiali. Intanto l'acuirsi della crisi in Medio Oriente potrebbe portare a possibili proteste degli antagonisti. Una circolare sarebbe stata inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiana ai prefetti e ai questori per raccomandare un rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sia sulle basi militari americane presenti nel paese che sui siti sensibili di interesse militare. E da Vicenza il sindaco lancia un messaggio al governo italiano. Una richiesta al nostro governo di impegnarsi fino in fondo in questa direzione insieme all'Unione Europea, e anche una richiesta al nostro governo di avere un'attenzione specifica per la nostra città, che da decenni ospita basi militari americane, e quindi è doveroso che sia protetta e attenzionata anche con la presenza delle forze dell'ordine che da tanto tempo stiamo richiedendo.